Blam, blam. Si avvisa il signor Giovanni Simeone che il treno in partenza da Verona direzione Napoli, confermata a Firenze, per prendere lo scudetto perso in albergo e portarlo a Napoli e in arrivo sul primo binario. Blam, blam. Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati e condividere il video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Finalmente Giovanni Simeone, via Petagna, dentro Simeone. Più o meno le cifre sono uguali. Per Simeone 3 milioni di prestito con 12 obbligo di riscatto. Insomma, voglio. Abbiamo fatto l'upgrade, Simeone 27 anni, classe 95, la sua migliore stagione è stata con il Verona, una stagione al Verona, 35 presenze, 17 gol. Niente male per il Ciolito, voglio stiamo scendendo pazzo, voglio. Qui c'è qualità, qui c'è sostanza, voglio un argentino che torna a Napoli finalmente. Abbiamo sognato Dybala, però a questo punto ci accontentiamo di Giovanni Simeone che andrà a fare il sostituto di Osimhen, ma a mio parere potrebbe anche giocare insieme ad Osimhen, chi lo sa, in un 4-4-2 quando cambia il modulo in corso, magari anche in un 4-2-3-1, ma io lo vedo meglio su un 4-4-2 con Osimhen in corso, perché secondo me possono giocare anche insieme, perché Osimhen ha velocità, Simeone è una punta più fisica che va incontro ai centrocampisti, poi si inserisce, va di testa, insomma è un giocatore che sa tirare anche da fuori e l'abbiamo visto negli highlights, i gol che ha fatto, insomma è promettente. Ovviamente il ragazzo ha bisogno di continuità per dimostrare il suo valore e io sono convinto che nel Napoli lo dimostrerà. Comunque a Safamaron, Giovanni Simeone è un giocatore del Napoli, auguro il meglio possibile a Petagna al Monza, perché comunque è vero che Petagna non è per me un giocatore da Napoli, ma comunque l'impegno ce l'ha messo quando è subentrato, perché comunque non era nemmeno la seconda punta di riserva a Osimhen, perché c'era prima Mertens e poi Petagna. Per quelle volte che ha giocato Petagna comunque ha fatto bene, anche se qualche partita ci ha fatto indussicare, ma comunque ci ha regalato qualche gol importante. Comunque al di là di tutto gli auguro il meglio a Petagna al Monza, ma siamo contenti per Simeone, perché ovviamente ragazzi Simeone è meglio di Petagna, senza ombra di dubbio, non c'è sta dubbio proprio. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate che arriva Simeone a Napoli, iscrivetevi al canale di Napoliello87. Mamma mia, giù, portici che la cosa là, dall'albergo di Firenze, frate. Ma lo so che ormai è passato tempo, sono passati 4 anni, ma poi, voglio dai, lo scudetto, però mettici la mano tu, Simeone. Quest'anno faccio tanti gol, faccio pari a un frate. E buon campionato a tutti amici. Da Napoli 87 e come sempre voglio forza Napoli.